Per il Cotton Club, dopo le rivali più acerrime, ci sono ora tutte le altre. Per la Roma Calcio 8 ha agganciato quel sesto posto playoff, non si può più sbagliare. Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella che oppone il Cotton Club e la Roma Calcio 8. Azione per i campioni d'Italia del Cotton Club che vanno ora con Nolano. Nolano si appoggia ad Artistico, fuori di un nulla. Anche Ciccolini si allontana, rimane Chianese in zona. Parte il sinistro col mancino rasoterra due volte. Bravo, sulla linea Tinazzi. Siamo partiti a... Rasoterra, palla intercettata da Forcina, che da lì non sbaglia, raccoglie il tiro di Nolano. Forcina tira egli stesso, è 1-0 per il Cotton. Sul petto di Forcina, toccato in gamba tesa dall'intervento di Paoliello, e calcio di punizione. Artistico la tocca a Nolano che parte col destro e trasforma un gol straordinario. Nolano praticamente da fermo senza prendere la mira. 2-0 Cotton Club. Chiudere con 2 reti di svantaggio nel primo tempo, imposta con Ciccolini. Corta la palla su Golini, allora Forcina in area, l'assist ed è il gol di Mario Artistico. Forcina altruista, Artistico da lì davvero non può sbagliare. 3-0 Cotton Club. Invio che spiove nella zona di Artistico, che palleggia, si gira Artistico, dribbling secco, palla dentro e spara altissimo Fernetti. Onda al volo da Fernetti, ma è molto bravo Paoli. Quindi Mari direttamente in porta, ma c'è stato un fischio, il gol non è valido. Paoli. In lungolinea trova libero Ciccolini, palla di ritorno a Paoli, vicinissimo al gol dell'1-3. Diagonale a sinistra dove risiede Fernetti, cross lunghissimo sul secondo palo, stop Artistico col tacco da Forcina sotto le gambe di Goletti. È il 4-0 del Cotton Club, ancora assist di Artistico e ancora gol di Forcina. Cartellino rosso per Pisapia nel frattempo. Dialogano Conti e Blandino quando giunge il triplice fischio del direttore di gara. Il Cotton Club batte 4-0 la Roma Calcio 8 nella quinta di ritorno di Serie A della Lega Calcio 8.